l'epilogo di tante sofferenze, ma per me non è epilogo, perché c'è sempre la speranza che so prima di morire di sapere dove sono finite le ossa di mio padre. Ecco, già questa di oggi effettivamente per me è una cosa che ho nutrito da tanto tempo, è una cosa molto sofferta, e io spero che sto mondo cattivo veramente si ravveda e dia giustizia, perché quelli di oggi sono 438 siciliani, ma le migliaia e migliaia di italiani della Venezia Giulia, di quelle regioni, Venezia Giulia, Istria, Dalmazia, aspettano ancora giustizia, e che veramente si placchino le ire, gli odi, tutti sti negazionismi. Vogliamo giustizia, ecco, una giustizia umana, tutto qua. Tutto nasce da una donna che oggi ha 92 anni e che cercava da tempo un luogo fisico dove ricordare il padre Gerlando Basile e i 438 siciliani che insieme a lui sono morti per le cause della tragedia delle foibe. Noi abbiamo realizzato oggi un monumento che è per lei, dedicato a Gerlando Basile, ma è un monumento per la memoria. Abbiamo fatto in modo che i giovani della scuola nostra qui di Siculiana potessero essere ambasciatori di questa memoria attraverso un laboratorio. Quindi sarà un luogo di ricordo. È fondamentale che noi riusciamo a mantenere viva l'esperienza così tragica di uomini siciliani che sono morti proprio in luogo così lontano. Oggi si realizza un ponte tra la Sicilia e l'Istria. Oggi si realizza quell'idea che è una tragedia nazionale e non ha riguardato solo la parte orientale dell'Italia. E quindi da questo punto di vista io sono molto contento, emozionato e soddisfatto, soprattutto per aver potuto, insieme alla mia amministrazione, mantenere una promessa a Rosa Basile che merita, una donna che ha combattuto in questi anni per l'affermazione della verità. Oggi le foibe sono una realtà storica riconosciuta da tutti e quindi è giusto che abbiano lo spazio e un luogo dove potersi in qualche modo manifestare e ricordare ogni anno. Questa iniziativa in particolare è importante, perché se io ci penso sono a 1500 km da casa, ricordiamo uomini scomparsi 80 anni fa, qui c'è la figlia di uno di loro, e questa è una storia che è stata cancellata dolosamente per decenni. Oggi questa storia invece ritorna e torna a far parte soprattutto della memoria nazionale, e il senso di quello che le dicevo, la distanza che è fisica e che è anche temporale, eppur tutti siamo qui, quindi nonostante la distanza è un filo che si ricompone, è una memoria nazionale, una presa di coscienza, è un atto di patriottismo e di umanità, e questo è bellissimo. Fondamentale, un preciso dovere di tutta la società civile in tutte le sue espressioni, rappresentanti istituzionali, rappresentanti del mondo scolastico, politico, religioso, gli studenti, fondamentale anche la loro presenza. I ragazzi oggi sono consapevoli di questa pagina di storia, la studiano, la approfondiscono e la fanno propria. Oggi è un momento per questo territorio comunale pure importante, non solo perché viene eretto un monumento che ricorda le vittime siciliane della tragedia che si consumò tra il 1943 e il 1947, ma è una consapevolezza ulteriore che oggi tutti quanti assumiamo, e cioè che questo monumento faccia sì che tutti quanti veniamo a ricalcare nuovamente quella che è una storia che deve essere comunque coltivata giornalmente, e questo lo fanno le nostre giovani generazioni. Oggi le istituzioni sono presenti, ma soprattutto ecco, quello che più ci onora e che anche da quelle terre, dalle terre del confine orientale, oggi hanno partecipato a questo momento di condivisione, di ricordo e di valorizzazione di i siciliani
ma non solo siciliani, ma da nord a sud, da est ad ovest, tutti quanti accomunati da questo preciso dovere di ricordare e di fare di questa pagina di storia momenti giornalieri e di consapevolezza. Sono momenti fondamentali, questo monumento straordinario che riporta tutti i 438 nomi dei martiri siciliani delle foibe è una cosa che tutte le regioni dovrebbero fare. Siculiana ha dimostrato attraverso il sindaco, su impulso della Rosa Basile, che tutto questo è possibile fare per ricordare. Il monumento in un luogo come questo, in una piazza verde come questa, è qualcosa di straordinario che, ripeto, si dovrebbe fare e replicare in tutta Italia. Ricordare è importante non per rifugiarci in nostalgie o in ricordi dolorosi, come ci richiamano occasioni come queste. La memoria e il ricordo delle foibe, come di tanti altri eventi drammatici, potrebbe farci piegare sotto il dolore, ma il ricordo ci deve far aprire lo sguardo verso il futuro, un futuro che preparato da noi non faccia più accadere questi eventi. Allora ben venga questa occasione, il ricordo del signor Gerlando Basile e con lui tutti quelli che hanno vissuto il dramma di quegli anni. A noi il compito quindi di ricordare perché queste cose non accadano più.